Italia, se le altre volte era prima mattina, oggi non so cos'è. Allora adesso vado con madre fino lì in ospedale a vedere cosa c'è qua alle tonsille e per fortuna mi è ritornata un po' la bollicina, quella del dente, il famoso dente, no? Che ogni volta mi spurgavano perché magari entrava un piccolo pezzo di cibo nella cavità, no? Della radice che è stata tolta, eccetera, eccetera. Speriamo non vada via la bollicina perché, ho sempre detto io, occhio se non è il dente. Il dentista, no, no, non è il dente, non c'entra niente, occhio adesso se non è il dente, altrimenti muoio. Buongiorno. Siete qua? Jesolo. Jesolo, Grazie bello mille. Jesolo. Sei un volontarionus, aiutiamo i bimbi, ci dai una Ma manina non ho sul cuore, idrio. ti dà un'offerta per i tosati. Ma non ho idrio. Non ho ci dai una soldi mano, dietro. quello che riesci. Non ho soldi dietro proprio. Una monetina, tu Non ho vieni il da portafoglio. Jesolo senza niente. Sono in ospedale. Niente, è una micosi dovuta al fumo. Mi ha detto anche alcol, di non toccare alcol. Ha detto guarda, smetti di fumare fra 15 giorni, vedrai che ti passa tutto. E vabbè, speriamo di passare velocemente alla seconda settimana, sai che io la seconda settimana impazzisco. Vabbè, io mi preparo scorte considerevoli di cibo, snack e yogurt. Mamma mia, mi perde essere su Trainspotting. Vabbè, già che non devo morire, mi smonto la portiera. Sì, potrei riempire di Armaflex io qua dentro. Sì. Ah sì, non ti ho fatto neanche vedere, è perché giustamente o filmo o faccio le cose, no? Il solito discorso di quando dite che Singano non fa niente, no? Che funziona così. Quindi ti racconto quello che è stato fatto e non vedi come è stato fatto. Praticamente ho riempito l'interno di tutta quella portiera lì con più fogli di Armaflex, soprattutto nei bordi dove andavano a infilarsi. Idem sta qua. E adesso, visto che fra pochissimi giorni si monta la roba di falegnameria, io già mi taglio la parte lì per quella parete, ok, che è dove c'erano le ex cose del frigo, che è stato messo, diciamo, dei pannellini di legno, le griglie del frigo, no? Qua c'erano le griglie del frigo. Io ho tolto le griglie da fuori, ci ho messo del silicone perché l'Armaflex non ci stava, era troppo spesso, però l'Armaflex potrei metterlo per dentro per tutta la parete. Eccellente. Allora ho messo l'Armaflex lungo tutto il tubo che passava sotto della stufa, quindi adesso è ben isolato. Mi sono pinciato anche il dito, sì. Questo perché con la mettendo l'isolante e tirando poi tutti i tubi, i cavi, ho staccato un cavo che andava al gradino elettrico, non funzionava più il gradino elettrico, allora ho dovuto smontare tutto il gradino elettrico, ma gli avevo dato l'antirombo sopra e sotto anche nelle viti, quindi togli l'antirombo delle viti, smonta, ritira i cavi, attacca e va bene, dai. Così ho approfittato, ho dato anche lubrificante alla catena. Guarda, sotto pugni, tento, permesso, va che lavoretto, va che puito, guarda che roba, tutto l'Armaflex li ho messo e anche di là, vedi, lì, tutto, quindi è stra ben isolato e poi ho messo anche del nastro isolante oltre alle fascette per tenerlo un po' più compatto, stretto, hai capito? Mi è avanzato dell'Armaflex, mi secca buttarlo via, ne ho comprato troppo, cioè no, buttarlo via, nel senso mi secca non utilizzarlo, hai capito? E io credo che siccome gli oscuranti termici laterali erano un po' laschi, no? E gli passava dentro aria, no? Hai capito? E quindi io metterei l'Armaflex, adesso non so come attaccarglielo, negli oscuranti laterali. Quello davanti no, non serve, è perfetto, diciamo. Però sì, vai, via, fatta. Infatti, guarda, eccezionale. Vediamo di qua. Perfetto. Eccellenti Italia, eccellenti. Ultra eccellenti, perché dopo non ti passa neanche la luce d'estate, no? Quando c'è il caldo bastardo, eccetera. C'è proprio mega isolato. Perfetto, strafigata, veramente stracontento. Ho finito tutto l'Armaflex, mi sono rimasti 2 o 3 pezzettini. Ah, guarda, mi sono già preparato, vedi, quello da mettere nella parete dove c'era l'ex frigo. Non l'ho incollato per sicurezza, che magari non ci stanno i cassetti, l'ho solo appoggiato, quindi vediamo poi col falegname se posso metterlo, altrimenti niente, insomma.
quel degheio in bagno che mi sono operato il dito, sistemo dopo. E niente, nelle pareti no, ovviamente non ha senso mettere nulla perché il pulmino è stracoibentato, a quasi un centimetro, quasi 0,9 centimetri, quindi più 9 millimetri insomma di spessore di vetroresina tra l'interno e l'esterno, e riempito con poliuretano espanso compresso. In più dopo dentro c'è un'altra coibentazione tipo di plastica gomma, hai capito? Ho visto anche i fondi, meglio, già che ero andato sotto, oltre alle norme legno, tutto quello che vuoi, c'era comunque anche degli strati tipo l'Armaflex, no? Un isolante termico, anche quello sotto il panino, diciamo, del pavimento. No, no, ma lo senti, cioè per esperienza pratica, no? Io che ho vissuto in Scarosso e sono stato dentro a tantissimi camper, con tutto rispetto, insomma, ecco, e c'è una differenza abissale proprio come coibentazione. Però, insomma, se si può fare qualche piccolo accorgimento, più che altro anche per risparmiare sul riscaldamento, o perché no? Quindi, portiera d'ingresso, portiera guidatore e gli oscuranti termici, e i pezzettini piccoli non li butto perché non si sa mai, che a volte magari una cazzatina, sai, una piccola spesa, non si sa mai, li tengo. Eccolo qui l'Armaflex, vedi? È una specie di, tra virgolette, gomma piuma, molto bello duro, molto più compatta, diciamo, è imputrescente e impermeabile, quindi non ha nessun problema a stare a contatto con la pioggia, tiene le alte temperature. Lo vendono sia con adesivo o biadesivo. Io ti consiglio quello col biadesivo perché è un buon biadesivo, roba made in Germany, non made in China, insomma, con tutto il rispetto adesso, dai. Non hai idea di quanto sono contento degli oscuranti che gli ho messo l'Armaflex là, cioè sono proprio ciusi, è bellissima sta roba, porca miseria. Va bene, dai. Ah, ascolta, niente, per il falegname mi ha chiamato, non si sa, lo saprò sabato mattina se devo andare sabato mattina oppure no. Vabbè, nel frattempo ero passato a trovare a mia nonna perché appunto cavoli miei, insomma, dovevo andare con mia mamma in ospedale, eccetera, eccetera, dovevo passare dal medico qui e Cici e Cocò. E quindi niente, finirò la recensione del frigo domani. E poi mi aveva chiesto anche Mirko se continuavamo i lavoretti. Diciamo che sì, chiaro, è sempre un piacere star con Mirko, andare da Mirko, però Mirko è anche molto distante. Quindi il mio ragionamento è se bisogna trovarsi con la scusa, diciamo, di fare i lavoretti e non trovarsi tipo in un altro posto per fare la girata, eccetera, eccetera, tanto vale fare un tutt'uno. Nel senso, se io andavo da Mirko adesso, non si poteva concludere il tutto perché mi manca ancora quel pannello, sai, il pannello di ricarica dietro, perché quello è del falegname, in teoria l'ha già fatto, però non l'ha montato, quindi non posso andare da Mirko, diciamo, per finire quelle cosette là. Sì, da Mirko ci si trova per altri motivi, insomma, ecco, ma per fare i lavoretti no. Buon, quindi da domani rinizia il mio terzo tentativo di smettere di fumare, ma questa volta deve essere decisivo, insomma, sperando sì che queste cose siano dovute realmente dal fumo, perché insomma, certo, il fumo è causa di molte malattie, molte magagne, perché sfinisce il sistema immunitario, hai capito? Quindi il corpo è più soggetto a infezioni, malattie e altre cosette, no? Quindi non è che il fumo, la combustione ti provoca questo fungo, diciamo, questa infezione, no? Hai capito? Però questa infezione ne è una conseguenza, perché il fumo ti debilita. Infatti la prima roba che mi ha chiesto il tipo là, mi fa se fumavo e se bevevo lo sprizzetto. Allora alla fine niente, ha detto togli via il fumo perché sennò qua sì, ti tagliamo di continuo e andiamo avanti all'infinito, cioè nulla di grave, almeno se riferito a questo problema, ovviamente non è una cosa grave, non è una patologia grave, ma certo è molto fastidiosa e va comunque, arrivati a un certo punto, va operata
quindi lui ha detto sì, se continui così a fumare mi ritorni qua ogni tot mesi, me l'avevano già anticipato quella volta, per farti tagliare, quindi niente, smetti di fumare e vedrai che entro 15 giorni guarisci. In ogni caso mi ha dato comunque un antibiotico e un'altra specie di medicinale che è una specie di protettore per la gola, una roba del genere, e inizio da domani. Così come inizierà la mia astinenza, saranno scene da Trainspotting. E quando niente ti arriverà il matto delle 2 settimane, che sai, la prima volta ho spaccato una pentola, la seconda volta ho spaccato uno stabilizzatore e stavolta niente, devo scappare dal camper. Io credo, non mi ricordo se l'avevo già detto, scusa per questi monologhi qua sul fumo e sulle dipendenze, che l'unica via di scampo, almeno per me, l'unica che mi viene in mente e che credo sia fattibile, che aiuti a risolvere la situazione in maniera decisiva, è il fatto di correre in bici, ma correre, fare un giro di quelli ben oltre i 10 km, ben oltre. Quindi niente, devo ritrovare la mia bici, che è dall'Alessia, me l'ha messa da qualche parte, non lo so, quindi quando andrò dall'Alessia, zona Jesolo, diciamo, se io mi tengo quel raggio di 60 km, 60 andare, 60 tornare su un 120, mi prendo, diciamo, delle belle zone. Posso andare non solo a Lio Piccolo, ma posso andare anche per altre stradine che portano alla laguna, posso andare, entrare Capossile, poi andare a Musile, c'è anche lì, se te sei un appassionato di bici che bazzica in queste zone, ti dico che appunto da Capossile a Musile o da Musile a Capossile c'è questa stradina di sassi bellissima che costeggia il fiume, il Sile, e passa in mezzo a questi campi, cos'erano, di pere. Bellissimo, l'ho fatta 2 o 3 volte con gli amici, ho veramente dei bellissimi ricordi di sta cosa qua. E poi sbuchi là al ristorante La Cacciatora, no? Per intenderci. Ah, ecco, l'entrata è appunto attaccata al ristorante La Cacciatora, non dalla parte del ristorante, ma devi attraversare la strada dall'altra parte, ovviamente se devi andare in direzione Musile. Ok, magari tu che sono dalla Sardegna o dalla Sicilia o dalla Lombardia, sta roba non interessa, però vabbè, insomma, ci sono anche tanti tu che bazzicano anche quelle zone, quindi insomma gli ho dato sto percorso. Sono sempre più felice di essermi preso lo scanner da tenere in camper, tra l'altro uno scanner alimentato da USB, quindi non ha la presa della corrente, la presa del 220, no? Perché adesso tutte ste cartacce le scansiono e via, ma anche i medicinali mi scansiono tutto. E poi ho tutto in Google Drive anche, quindi quando mi serve qualcosa, che mi chiedono qualcosa, tipo che medicinale avevi preso l'altra volta, che cazzo ne so, vado a vedere sul mio Google Drive dal telefonino e ho tutto. Cioè, quella è una cosa veramente fantastica, l'uso da tanti anni. Io ho sempre dietro tutto alla fine nel telefonino, computer e telefonino. Tutti i dati più importanti, ecco, insomma, o i più utili da avere sotto mano, un po' come avere una pendrive. Guardalo, guarda che figata, è bello, è ultra slim, compattissimo, e noi diamo qua anteprima, tac, e lui parte subito e non deve scaldare la lente né niente, perché questo è a LED, una volta gli scanner dovevano scaldarsi e poi partivano. Stra figata, sono proprio contento. Italia, sto vedendo i video qua che faccio con la GoPro, accidenti, viene anche un casino tra musiche, Sony eccetera eccetera, perché la GoPro ha il microfono solo frontale, quindi purtroppo ogni volta che ti dovrò far vedere una roba mi sa che ci sarà il faccione di Singano sempre in mezzo, perché ti ho detto la GoPro è una action cam da narcisisti, perché se vuoi parlare devi per forza riprenderti, non puoi parlare dietro e inquadrare una roba, hai capito? E quindi va bene, dai. Eccolo! Vai Sigari!